Maria Antonietta Testone, coordinatrice regionale per le donne di Forza Italia, un momento in cui si auspica anche una presenza maggiore a livello assessoriale da parte di Forza Italia, ma di tante donne che hanno stilato anche un documento inviato al Presidente Musumeci. Sicuramente una giunta maschile, completamente maschile, non depone bene in un momento in cui noi donne cerchiamo di avere degli spazi e dei ruoli negli ambiti più decisionali, questo diciamo sia nel mondo del lavoro, nel mondo politico e nel mondo del sociale. Chiaramente sono scelte politiche e quindi noi non ci permettiamo di entrare nel merito di tutto questo. Sicuramente Forza Italia, nell'aver istituito questo movimento squisitamente femminile, cerca di farci entrare a pieno titolo nel dibattito politico e quindi cercare di individuare sul territorio donne che si vogliono spendere nel mondo della politica ci fa ben sperare, perché ci consente veramente di entrare a pieno titolo e quindi avere anche l'aspirazione e l'aspettativa di assurgere a dei ruoli politici anche a livello locale. Al momento il lavoro che io sto cercando di portare avanti è quello proprio di costituire a livello regionale tutta una rete che sia presente e che sia ben strutturata, in maniera che quando ci sono anche le competizioni elettorali siamo nelle condizioni di esprimere le future candidate. Le risposte arrivano? Sicuramente la pandemia non ci agevola, perché una cosa è affrontare certe tematiche in presenza, una cosa è da remoto, ma stiamo lavorando e traiamo l'aspetto positivo, che è quello di incontrarci da remoto in territori che sono molto distanti, e quindi su questo io, anche grazie alle coordinatrici provinciali, stiamo portando un bellissimo lavoro che serve anche a non perdere delle forze politiche, come ad esempio qui oggi c'è Patrizia Marino che si è spesa più volte nelle competizioni elettorali e si è candidata alle regionali, e quindi questo fa sì che dobbiamo cercare di motivare e far sì che la gente così e le donne non si scoraggino e vanno via, ma cercare di trattenerle a noi per coinvolgerle sempre di più. Un impegno costante nel tempo, lei ci ha sempre creduto in Forza Italia e il suo impegno continuerà? Continuerà, perché credo fortemente in Forza Italia, credo fortemente alle persone che fanno parte di questo gruppo, e io entro in punta di piedi, nel senso che immediatamente ho dato la mia disponibilità ultime regionali e oggi non ho nessun ruolo, però l'importante è essere presenti, essere collaborativi e cercare di rafforzare sempre più il ruolo della donna. La donna è importante anche in politica, anche se nell'andare del tempo è stato sempre un ruolo maschile, però voglio dire, noi donne abbiamo anche grandi capacità nella coesione, nel dare, nell'organizzare, nel coinvolgere, abbiamo una mentalità un po' diversa. A me dispiace quando la donna viene esclusa dal ruolo anche politico, però noi ce la faremo, ce la metteremo tutta. Con Maria Antonietta già abbiamo pianificato alcune cose, e anche con oggi la presenza del deputato onorevole La Rocca Ruvolo penso che faremo un bel lavoro prossimamente.